navigare nel mare Mediterraneo vuole dire navigare nella storia. I Tirreni, i Sardes, i Peleseti, i Tursa, i Siculi sono solo alcuni degli antichi popoli del mare che hanno colonizzato le coste del Mediterraneo attorno al primo millennio a.C. Ma chi c'era prima di loro? C'è stato un tempo in cui un popolo di navigatori e costruttori di mura ciclopiche ha lasciato testimonianze incredibili. Li chiamavano Pelasgi. Ma chi erano e da dove venivano? Lungo le coste del Mediterraneo si possono ancora incontrare le loro tracce, per esempio a Norba, in Lazio. Siamo davanti a Porta Maggiore a Norba. In Calabria, sulla Sila. Qui c'è puzza di Pelasgi. In Salento. Sono mura che hanno una struttura megalitica. E poi lungo il canale di Corinto fino ad Atene. Sono sotto l'Acropoli d'Atene. E a Micene. Finalmente sono qui, a Micene. Fino a Troia. Alla ricerca delle rotte dei popoli del mare e dell'origine dei Pelasgi. Il nostro viaggio nel Mediterraneo ci farà scoprire vestigio di un antico passato che è quasi sconosciuto. Non ci resta che navigare. Cari ragazzi, ci aspetta una lunga navigazione. Ragazzi, incredibile, anche stamattina siamo riusciti a rispettare il programma al minuto, cioè, veramente. Lasciamo Atene, il Partenone, tutto e ce ne andiamo verso Egina. Egina, il luogo dei Mirmidoni, dei grandi guerrieri comandati da Achille. Luogo mitico, adesso posto di vacanza dei greci, ma insomma per noi patria dei Mirmidoni. Il vento rinforza. Questo è l'isolotto di Moni, davanti all'isola di Egina. Siamo a Egina, abbiamo dato ancora davanti all'isola di Egina, un'isola triangolare che sta proprio di fronte ad Atene, ma che non è mai stata amica di Atene, anzi è stata sempre alleata di Sparta, è stata anzi una concorrente dal punto di vista commerciale di Atene, nessuno amava Atene alla fine, abbiamo capito, ma quest'isola era nel mito l'isola di Achille e dei suoi Mirmidoni, i guerrieri così cattivi, così armati, così attrezzati da spaventare il nemico prima ancora di combattere. Sembra che fossero come i bronzetti di Sardana della Sardegna, uno scudo, 4 braccia, 4 occhi, le corna e quindi veramente terribili, neri e lucidi come le formiche, perché Achille aveva chiesto un esercito invincibile e l'esercito fatto come i formiconi, i Mirmidoni.
Ecco da cosa deriva la parola burdigoni. I burdigoni sono gli scarafaggi, gente schifosa. Può essere, comunque certo questo legame dell'isola di Egina con i guerrieri Shardana è interessante. E domani qui dove andiamo? Andiamo al tempio, il più bello dell'età classica. Egina è importante dal punto di vista mitologico. È vero che qui stava Achille, è vero che qui Achille aveva il suo esercito terribile, impressionante, che faceva paura anche solo a vedersi. È vero? È mattina su Adriatica, di fronte all'isola di Egina, pronti per sapere tutto sugli intrepidi Mirmidoni, i guerrieri con 4 occhi e 4 braccia e le corna sull'elmo, come sono stati rappresentati nel bassorilievo di Medinet Abu, in Egitto, quando combatterono come popoli del mare contro il faraone. Ma non solo! Gli intrepidi Mirmidoni o Mirmidoni li ho trovati appunto nell'Odissea. Nell'Odissea all'inizio si racconta tutti quelli che sono tornati, no, dalla guerra di Troia, no? E quindi quelli che gli è andata bene e quelli che gli è andata male. Per esempio a uno che gli è andato male chi è? È andata male Agamennone perché quando torna viene assassinato dalla moglie. Anche Esatto. perché aveva sacrificato la figlia per poter vincere la Troia. Esatto, quindi a un certo punto se lo merita anche. Invece nell'Odissea a qualcuno andò bene, per esempio ai Mirmidoni, che erano condotti dal nobile figlio di Achille. Andiamo sul sito, alla sommità dell'isola, dove si trova il Tempio d'Atena. Laggiù c'è Atene e dall'altra parte il Peloponneso. Questa di Egina era una posizione strategica. Siamo a Egina, l'isola che sta di fronte ad Atene, dalla quale nasce in qualche modo la storia di questa zona. Il Tempio di Atena qui a Egina è il più arcaico di tutti. Prima era stato fatto in legno e poi in tufo naturalmente, ma con una tecnica diciamo molto arcaica che prevede delle colonne di monolite, delle colonne tutte intere, senza tagli di nessun tipo, ma monolitiche sono anche le mura che ci stanno sotto, le mura che naturalmente sono preesistenti. Non sono poligonali, ma sono sicuramente mura ciclopiche, mura molto, molto monolitiche. Ma avrei bisogno della guida che mi racconti qualche cosa in più. Ah, ma la nostra guida non si fa riprendere e ci ha detto: la mia modestia non mi permette di farmi riprendere. Ha detto, quindi abbiamo capito che probabilmente è un ortodosso o molto ortodosso. Però la Zoe, per fortuna, ha preso appunti nel fazzolettino di carta. Allora, in pratica ci ha spiegato anche alcuni nomi greci. Afea? Afea, invisibile. Infatti questo è il tempio di Afea. Sofia, saggia. Partenos, vergine. Quindi single. Polias, polis, dea della città. Esatto. Pallade è combattente. Esatto, la palla di Atene. Ma aveva talmente tanti nomi ed erano gli stessi nomi che si attribuivano alle dee, alla dea madre, e sono gli stessi nomi che si attribuiscono adesso alla Vergine Maria. Quindi proprio non è cambiato nulla. È cambiato tutto per non cambiare nulla. Ma pallide è come dire amazzone. Hai sentito questa storia delle Amazzoni? Cioè in fondo, no, i greci, cioè comunque gli Egei, diciamo, queste popolazioni, viaggiavano moltissimo, no, vicino a costa, quindi andando fino al Mar Nero. E il Mar Nero era chiamato la terra delle Amazzoni. In pratica andavano fin lì per la coltivazione dei cereali. Per andare a prendere il Però grano. lì dicono che c'erano molti cannibali. Però l'idea che ci fossero le Amazzoni è interessante, perché poi Atena cos'è se non una Amazzone nella sua rappresentazione? È armata di tutto punto, ha lo scudo, la lancia, vergine, non ha uomini. No, allora, le Amazzoni non erano vergini. Ma non erano vergini? Nel romanzo di Marion Zimmer Bradley, Cassandra passa qualche tempo con le Amazzoni e vorrebbe diventare un'Amazzone, ma purtroppo, visto che è figlia del re Priamo, deve tornare a Troia. E in pratica lì si racconta che ci sono queste Amazzoni e ci sono i Centauri. Sono due popolazioni nomadi guerrieri. Le Amazzoni sono tanto femmine e i Centauri sono tanto maschi.
In pratica, quando in primavera si rincontrano, cioè, Una gran festa. Sì, no, fra loro si accoppiano eccetera. Se nasce un maschio se lo tengono i centauri, se nasceva una femmina se la tenevano le amazzoni. Detto questo di Atena, che cos'altro ha Zoe sugli appunti del fazzolettino? Dagli appunti del fazzolettino. L'idea cosmica dei greci, della Terra e delle stelle era totalmente errata. Il Mar Nero lo chiamavano la zona delle Amazzoni. La terra greca era arida, rocciosa e senza acqua e non c'era grano per garantire la loro economia basata sui cereali. Quindi dovevano andare sul Mar Nero. Sì, sembra che nell'Odissea e nell'Iliade la geografia non corrisponda ai luoghi che sono indicati nell'Egeo, mentre se si sposta tutto nel Mar Baltico, tutto torna, anche la storia dei Mirmidoni, come abbiamo già visto. Infatti, felice fu anche il ritorno dei Mirmidoni, che erano condotti dal nobile figlio di Achille, dal grande animo. Il figlio di Achille effettivamente si chiamava Pirro. Egina è anche l'isola comunque famosa per i suoi guerrieri formica, guerrieri terribili che erano così armati e così impressionanti tanto da convincere gli altri guerrieri a non combattere neanche. Mirmidoni in realtà vuole dire formiconi, perché assomigliavano a formiche giganti con le loro armature in bronzo nero e lucente. I Mirmidoni, i guerrieri, eccoli, le formiche di Egina. Narra la leggenda che Eaco, il figlio della ninfa Egina e di Zeus, si era trovato senza popolo in seguito a una pestilenza mandata da Era quando aveva scoperto l'ennesimo tradimento del marito. E allora chiede a Zeus di avere di nuovo una popolazione, ma questa volta una popolazione di guerrieri così cattivi e così feroci, ma nello stesso tempo così potenti e forti come le formiche, i famosi Mirmidoni. Dove è andata la formica? Il Mirmidone non c'è più. I terribili Mirmidoni avevano armature e armi molto simili ai guerrieri di bronzo della Sardegna. Ma gli Shardana da dove venivano? Dalla Sardegna o dal nord Europa? Sì, ma per piacere, riassumiamo con calma. Allora, i Mirmidoni o Mirmidoni, i guerrieri di Achille, avevano delle armi simili ai Shardana. I Shardana, quelli che hanno fatto le battaglie navali con gli egizi in Amses, che vagavano per il Mediterraneo alla ricerca di una loro patria, quindi popoli del mare. Ma se quindi noi adesso riusciamo a capire da dove vengono queste armature simili tra Shardana e Mirmidoni, riusciamo anche a intuire la loro provenienza. Guarda questo, un elmo con 2 occhi, che con altri 2 fa 4. 2 per 2 fa 4. E sai dove l'hanno trovato questo? No. In Danimarca. In Danimarca? In Nord Europa? Sì, e quindi sono cose che si capiscono? Sulle rotte dei popoli del mare. Bravo.